Buongiorno, benvenuti a questa nostra edizione straordinaria del Focus TG per raccontarvi, farvi vedere l'ultimo saluto dei vicentini, degli sportivi, degli amanti del calcio, dello sport in generale a Paolo Rossi. Si apre in questo momento esatto la Camera Ardente allestita allo stadio di Vicenza, dove Paolo Rossi ha dato prova per 2 stagioni fantastiche delle sue qualità sportive e dando prova anche di enormi qualità umane, tanto che Vicenza non è mai uscita dal suo cuore e lui non è mai uscito dal cuore dei vicentini. Infatti ha chiesto lui stesso che l'ultimo saluto ai suoi resti fosse tributato proprio a Vicenza. Allora, fra poco saremo in collegamento con lo Stadio Menti e con Carlo Alberto Inghilleri e Daniele Garbin, che ci faranno vedere, non sappiamo ancora perché purtroppo non abbiamo visto alcuna immagine fino ad ora, non sappiamo quanta gente ci sia, se c'è assembramento, se c'è colonna, se bisogna aspettare per poter passare vicino alla bara e lasciare un saluto al campione, oppure se la gente arriverà più tardi. Questo purtroppo non lo sappiamo e lo vedremo con voi in diretta fra qualche istante, giusto il tempo di collegarci con i nostri colleghi della redazione Berica che sono già sul posto. Abbiamo fatto vedere questa mattina quando è arrivato il feretro, poi rivedremo un po' di immagini quando ci sarà un po' più tempo nel corso di questa diretta e c'era già gente questa mattina, anche se tutti sapevano che la Camera Ardente sarebbe stata aperta solamente nel pomeriggio, quindi a partire dalle 15, ma la gente voleva comunque salutare Paolo Rossi e il suo arrivo nell'ultimo viaggio. Sappiamo che domani si svolgeranno le esequie nella cattedrale di Vicenza, ma la cattedrale sarà chiusa al pubblico sostanzialmente, potranno accedere solamente le persone invitate dalla famiglia, presumiamo poche decine di persone, viste anche le regole anti-assembramento, viste anche le regole anti-Covid di questo periodo e pare che possa risultare difficile anche aspettare fuori l'uscita o l'arrivo della bara di Paolo Rossi, perché dovrebbero essere in arrivo ordinanze per bloccare sostanzialmente, vietare l'accesso alle piazze, al centro storico durante quella fascia temporale che dovrebbe essere dalle 10:30 alle 11:30 in cui si svolgerà il funerale. Visto tutto questo, noi saremo comunque in diretta domani mattina dalle 11:30 in poi per raccontarvi questa ultima fase dell'avventura terrena di Paolo Rossi. Non potremo entrare in chiesa, non avremo immagini della cerimonia, ma saremo comunque a far parlare eventuali tifosi, qualcuno che è vicentini, qualcuno che magari è in zona, raccoglieremo comunque le loro impressioni, poi dovremo riuscire a vedere, speriamo, l'uscita del feretro per il trasferimento, pare al crematorio, perché è di questo che si parla. È ancora tutto un po' in divenire, ne sapremo di più nelle prossime ore, naturalmente questa sera nel TG Bassano e TG Vicenza e domani nei nostri telegiornali, nella nostra fascia del Focus TG di pranzo, potremo raccontarvi molte più cose, ma adesso ve le raccontiamo in modo ancora più dettagliato, perché dal nostro monitor di servizio, anche se aspettiamo a dare loro la linea, vediamo già che Carlo Alberto Inghilleri e Daniele Garbin sono all'interno dello stadio, vediamo le panchine biancorosse, vediamo che c'è effettivamente, crediamo che sia la stampa in questo momento, non sappiamo se sono ancora amici, cittadini, amanti dello sport che andranno a tributare l'ultimo saluto. Crediamo che questa sia l'area dedicata alla stampa. Vediamo che è stato allestito un baldacchino all'interno proprio del terreno di gioco sul quale si svolge l'alzabara, ma sarà molto più preciso di noi che siamo qui in studio Carlo Alberto Inghilleri, che invece è sul posto. Allora cerchiamo di capire quando possiamo parlare con Carlo Alberto Inghilleri. Allora siamo allo stadio. Carlo, è iniziata la
è stata aperta la Camera Ardente, raccontaci che cosa sta succedendo. Sì, buon pomeriggio Ferdinando, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sono qui con il collega Daniele Garbin alla telecamera che invito a farvi vedere questo campo da gioco. Oggi dappertutto c'è scritto "Ciao Paolo" con la foto di Pablito che ha cominciato a diventare Pablito proprio qui su questo campo, allo stadio Romeo Menti, e proprio qui a fianco, come potete vedere su questi spalti vuoti, dove tra poco defluiranno anche i cittadini, i tifosi, mantenendo la distanza, come vedete là c'è la bara con la salma. Questa è una camera ardente straordinaria per un campione unico, una camera ardente all'aperto, come si conviene in tempo di Covid, per permettere a tutti i tifosi di venire qui e vederlo, ma è una camera ardente straordinaria perché Paolo Rossi torna dove deve stare, sul campo da gioco, sul prato verde del Romeo Menti, che lo ha reso il campione che poi è diventato. Qui ha mosso i primi passi e con me c'è il sindaco Francesco Rucco, che adesso ha il cappotto, non lo vedete, ma ha un tatuaggio, ed è il tatuaggio del Lanerossi, un grande tifoso che è venuto qui a salutare anche lui, a dare l'ultimo addio a Paolo Rossi, a Pablito, prima che come sindaco, proprio come tifoso. Sì, diciamo che è un momento naturalmente difficile, di commozione, di emozione per tutta la città, per tutta la provincia di Vicenza, ma direi anche per tutto il paese intero. E c'è grande partecipazione, c'è già fila fuori e stanno entrando, adesso entreranno a brevissimo i cittadini a dare un saluto, i tifosi a dare un saluto, un ultimo saluto a Paolo. Abbiamo visto la scena struggente poco fa della moglie e delle due bambine che hanno salutato il papà, e quindi siamo un po' commossi. Certo, sì, perché Paolo Rossi è stato un grande campione, riconosciuto a livello internazionale, mondiale, sono arrivati... ovviamente è arrivato il cordoglio da tutto il mondo, dai grandi campioni, da Zico, dal Brasile appunto, dall'Argentina, dalla Francia con Michel Platini, tutti quei compagni di gioco, ma anche gli avversari. Ricordiamo la tripletta di Pablito al Brasile il 5 luglio del 1982, quel giorno Paolo Rossi diventò Pablito e quel giorno ha cambiato la sua storia come giocatore. Lei se lo ricorda? Me lo ricordo bene perché avevo 8 anni, mi ricordo anche dove ho visto la partita, chiaramente è stato un mondiale che ha segnato una generazione, la nostra generazione, anche oggi dei quarantenni, dei cinquantenni, e quindi perdiamo anche un pezzo di vita anche noi, secondo me, da questo punto di vista. E vogliamo rendere omaggio come città, come provincia a Paolo, quindi oggi con questa Camera Ardente, domani con un funerale che purtroppo le regole Covid che impongono che venga fatto con determinate modalità di messa in sicurezza, e quindi sarà purtroppo ristretto. Però Pablito, come dicevo, è stato un campione riconosciuto in tutto il mondo, ma è stato un padre di famiglia. Per questo poco fa Francesco Rucco ricordava proprio l'ultimo saluto della moglie, delle figlie, 2 bambine, ha un altro matrimonio alle spalle, Paolo Rossi con una vicentina, ha anche un figlio qui a Vicenza, Alessandro Rossi, che vive qui. Rossi, un cognome molto popolare in Italia, per un campione unico. Sì, un campione unico che peraltro non faceva pesare a nessuno il fatto di essere un campione, una persona semplicissima, riservata, che però non negava a nessuno un sorriso, anche un momento di compagnia, di bere un caffè, ovunque tu lo trovassi lui si fermava e chiacchierava, quindi una persona amabile. Perdiamo tanto, secondo me. Un campione di umiltà. Sì, non è stato solo un campione di calcio, è stato anche un campione di umiltà, molto attivo anche nel campo della solidarietà.
per gli ultimi. Insomma, Paolo Rossi è stato un campione per tutti ed è stato un amico di tutti. C'è qualche aneddoto che ricorda particolare? Beh, un aneddoto che amiamo ricordare tutti è quando nell'82 venivano chiusi i negozi per le partite della nazionale e fuori dai negozi trovavi scritto, città vuota naturalmente in quel momento, il biglietto: scusate la chiusura ma siamo chiusi perché gioca Paolo Rossi. Quindi non giocava la nazionale ma giocava per i vicentini Paolo Rossi. Ecco, queste scene ce le aspetteremmo a Napoli, ma invece eravamo a Vicenza, una città composta, una città che sa vivere le sue emozioni in modo ordinato, quasi freddo, eppure invece la passione è tanta, è calda. Si ricorda le prime volte che è venuto qui allo stadio Menti? C'era Rossi, c'era Pablito? C'era Pablito, mi portava mio padre nei distinti qui di fronte a noi, erano distinti fatti anche in maniera fisicamente diversa rispetto ad oggi, e mi ricordo benissimo che sulle braccia di mio padre, sulle gambe di mio padre vedevo la partita e avevo pochi anni, quindi i ricordi sono sfumati naturalmente, però ricordo tanta gente, quindi tanta gioia. Carlo. Poi erano anni belli in cui il calcio era bello da vedere e c'erano anche uomini in campo di altri tempi. Carlo, avrei Di una altri domanda tempi. per il Ferdinando. sindaco. Allora Carlo, visto che Sì. ti chiedo di portare questa nostra domanda al sindaco, visto che stiamo parlando comunque di uomini di sport, sia tu che insomma Francesco Rucco, sappiamo, abbiamo sentito parlare di questo rapporto straordinario che si è creato fra Paolo Rossi e la città di Vicenza, però parliamo di molti anni fa. Secondo voi adesso, con il calcio di adesso, con il mondo sportivo di adesso, sarebbe ancora possibile creare un connubio di questa portata? Ecco, dallo studio chiedono, parliamo di tempi passati, erano gli anni 70, Paolo Rossi non era ancora Pablito, ma c'era già un'unione molto forte tra lui e i tifosi, un'unione, come ha detto lei, per un giocatore di altri tempi, con tifosi anche di altri tempi. Ecco, al giorno d'oggi sarebbe possibile ricreare una chimica sportiva uguale con un giocatore che magari ancora non è sbocciato, non è ancora diventato un campione, ma è possibile ricreare quel tipo di rapporto? Ma se erano anni diversi, erano gli anni 70, gli anni in cui il paese era molto lacerato, diviso, il terrorismo, le difficoltà economiche, gli anni di piombo. C'era un momento, infatti il mondiale dell'82 fu il mondiale del riscatto e c'erano in campo persone che secondo me avevano da un lato capacità calcistiche ma dall'altro anche valori umani che Paolo poi ha saputo portare avanti. Quella squadra di allora, diciamo, non credo che sia replicabile nel calcio di oggi. Sono anche, senza nulla togliere, i giocatori di oggi, Cristiano Ronaldo, Messi, però vivono molto distaccati secondo me dalla realtà. Questi erano ragazzi che vincevano in tutti i campi d'Italia e poi durante la settimana mangiavano a casa dei tifosi, cioè come se fossero il vicino di casa, l'amico, quindi è una generazione completamente diversa. Eppure, Francesco Rucco, non c'erano i social come al giorno d'oggi. I social in qualche modo dovrebbero abbattere le barriere, no? Adesso non vorrei scadere nella sociologia, ma vorrei cercare di capire com'è possibile che si crei un rapporto tale, così vicino, così forte tra un giocatore d'altri tempi e tifosi di altri tempi rispetto ai giocatori del giorno d'oggi e i tifosi del giorno d'oggi, quando invece la tecnologia dovrebbe aiutare. Sì, però diciamo che i social creano anche una realtà distorta, nel senso che sono molto viziati anche dalle fake news, quindi è un mondo virtuale, parallelo. Quello era un mondo vero, era il mondo reale dove, ripeto, dei ragazzi semplici hanno mantenuto a tutt'oggi. Paolo Rossi non è uno, ma in realtà tutto Real Vicenza sono tutte persone. Galli, Ernesto è mancato pochi giorni fa, prima di loro ci sono stati altri attaccanti, cioè voglio dire, tutte figure che hanno capito che questa era una città piccola, di provincia, ma che dà tanto, i tifosi danno tanto, la passione calcistica a Vicenza è enorme. E intanto prego il collega Daniele Garbin di far vedere che incominciano a defluire anche i tifosi, incominciano a passare, cominciano i saluti a questo grande campione. Sì, stanno entrando, come vedete, in maniera sempre molto composta. Non c'era dubbio che i vicentini siano poi composti e chiaramente molte persone anche emozionate e commosse.
Sì, abbiamo visto anche qualcuno con la mascherina, sì, del Lanerossi, guardate, ecco, anche questi tifosi che stanno passando davanti alla nostra telecamera. Ci sono però anche mascherine di altre squadre. Era un campione universale Paolo Rossi. Sì, era un campione universale, è stato patrimonio del calcio e i tifosi salutano, scusate. I tifosi salutano il sindaco, ma lo salutano perché anche lui è un tifoso, anche lui andava in curva, sono amici di curva. E solo il Covid ci ha stoppato purtroppo e quindi torneremo anche negli stadi sicuramente a riempirli presto. E quindi stavamo dicendo appunto che insomma, questo è un evento che, come vedrete, sarà assolutamente composto. Ecco, è mancato in questi giorni dei giorni maledetti, un anno maledetto, non solo dal Covid, ma anche da tragedie e da lutti sportivi. È mancato Maradona, l'idolo, uno dei grandi campioni anche di quel mondiale prima del 78, poi dell'82, adesso Paolo Rossi, pallone d'oro. Ricordiamo che i palloni d'oro in Italia non sono tantissimi. Ricordo, adesso li cito a memoria, magari Francesco Rucco, che è un grande tifoso, mi aiuterà e mi correggerà se sbaglio, ma parliamo di Gianni Rivera, parliamo di Pablito, Paolo Rossi, parliamo di Roberto Baggio, e già due sono passati per il Vicenza, già due sono passati per la maglia biancorossa, 2 palloni d'oro. E poi ricordo ancora Cannavaro. E manca uno. Non me ne vengono in mente altri. Sì, insomma, ci dicono Sivori. Calcio italiano, quindi diciamo che gli ultimi campioni. Sivori era oriundo, però, attenzione, era argentino, per cui ha giocato nell'Italia, giusto, però italiani, nostrani, giocatori nostrani. Sono i quattro che avete detto prima. Uno era Paolo Rossi. Sono i 4 che avete detto prima, ti confermo. Sì. Ecco, i 2 sono passati per il Vicenza, Roberto Baggio e Paolo Rossi. Sì, fior di giocatori direi, quindi sia Roberto che Paolo, due calciatori fortissimi, però ripeto, parlando di Paolo Rossi io lo ricordo veramente più come la persona umile che era, per bene, semplice, sempre sorridente, sempre con questo sorriso per tutti. C'è qualche aneddoto che si ricorda legato a Paolo Rossi? Gli aneddoti sono tanti, l'aneddoto più recente naturalmente non può che essere quello del conferimento della cittadinanza onoraria il 18 febbraio scorso, pochi giorni prima che scoppiasse il Covid. È venuto in comune, era emozionatissimo, purtroppo mi sembra di aver capito che era già ammalato, non lo sapevamo naturalmente, e lui si è proprio commosso. Lui era molto commosso, noi abbiamo anche trasmesso le immagini di quella giornata straordinaria. C'è un momento in cui alla fine di quel consiglio comunale tutti si alzano in piedi e lo applaudono e lui saluta, ringrazia, ma si vede che c'è proprio un legame forte con Vicenza. Non è una cittadinanza onoraria data così, in modo formale, è data col cuore, ricevuta da lui con il cuore, e con il cuore ha restituito un grande sentimento a Vicenza, la città del Palladio. Non peraltro ha voluto che il funerale fosse proprio celebrato qui, in questa città, lo ha voluto lui. Sì, anche la moglie Federica ha proprio espresso questo desiderio, che era di Paolo, di tornare nella sua città. Lui avrebbe voluto ritornare a viverci in maniera stabile, la famiglia però viveva in Toscana e quindi rimaneva a fianco alla sua famiglia. Giustamente aveva sposato il progetto di Renzo Rosso, del nuovo Lanerossi Vicenza, ed era uomo immagine, uomo del consiglio di amministrazione, quindi questo fa capire proprio il legame forte con i colori biancorossi. Credo che nessuna maglia lo abbia emozionato e legato così tanto come quella del Vicenza. E sì, che di maglie importanti e pesanti ne ha portate, non ultima la Juventus, quella grande Juventus che vinceva con tutti e contro tutti, era la Juventus di Boniek, di Platini, di Gentile, di Scirea, di Dino Zoff, insomma stiamo dicendo mezza nazionale, di Tardelli, di Cabrini, ma erano anche i giocatori, appunto i suoi compagni poi in maglia azzurra, perché lui, vogliamo ricordarlo, è stato un campione proprio con la nazionale
lui ha vinto un mondiale trascinando lui la squadra, perché lo hanno anche riconosciuto i suoi compagni, che lo hanno anche in questi giorni, in queste ore ringraziato. Grazie a te Paolo abbiamo vinto un mondiale. È stato lui con quei gol, se non ricordo male sono stati 6 gol, capocannoniere del mondiale 82 e pallone d'oro. Sì, tra l'altro i compagni torneranno tutti domani per il funerale, qualcuno anticiperà già stasera, ma domani mattina saranno tutti qui. Questo a dimostrazione di un grande gruppo, un gruppo compatto, Un gruppo vero intorno a Paolo Rossi, quindi vengono a riconoscere Carlo, anche il ruolo della persona. Ho un'altra domanda per il sindaco. Sì, dimmi Ferdinando. Allora Carlo, ci arrivano molti messaggi dei nostri telespettatori, adesso naturalmente forse spinti dall'emotività del momento, tanti chiedono è possibile intitolare lo stadio, intitolarlo nuovamente lo stadio e passare da Romeo Menti a Paolo Rossi? Sull'onda di quello che magari è successo con il San Paolo di Napoli pochi giorni fa. Mettete di fronte Francesco Rucco come tifoso, prima che come sindaco, a un grande rebus. Chiedono dallo studio, perché ci stanno arrivando davvero tantissimi messaggi e tante domande. Una delle domande più gettonate è questa: ma sull'onda emotiva di quello che è successo a Napoli con Maradona, dove gli è stato dedicato lo stadio, può succedere la stessa cosa qui a Vicenza, dedicare lo stadio a Paolo Rossi, quindi passare da un campione Romeo Menti, a un altro campione Paolo Rossi? Per quello che dicevo, la mettiamo di fronte a un rebus, perché un tifoso biancorosso, metterlo di fronte alla scelta tra Romeo Menti e Paolo Rossi, la verità. Sì, è sicuramente dura da tifoso, da amministratore, da sindaco dico che deve essere la città che decide come ricordare Paolo Rossi, quindi faremo sicuramente a bocce ferme in un momento in cui avremo superato l'emozione, la commozione di questo momento, di queste ore, ragioneremo insieme, tempo qualche mese, dopodiché capiremo che strada intraprendere. Credo che però la città debba decidere, non il sindaco da solo. Certo, qualcosa però bisognerà fare per Paolo Rossi. Magari sarà allo stadio, certo, è un'idea che adesso buttiamo lì, intanto la mettiamo lì e vediamo che cosa ne uscirà, se sboccerà qualcosa. Però oltre allo stadio potrebbe esserci qualche altro, una piazza, una via, qualcosa, un palazzetto dello sport, qualsiasi cosa che possa ricordare Paolo Rossi, però degnamente ovviamente. Sì, sicuramente faremo qualcosa, condivideremo con la società, con i tifosi e troveremo un modo per coinvolgerli, perché chiaramente, ripeto, non voglio che sia un singolo, io personalmente rappresento tutta la città, ma questo non vuol dire che decida in solitaria. Anche da tifoso mi piacerebbe che la mia amministrazione, il mio sindaco valuti con i tifosi l'iniziativa, quindi sicuramente apriremo un confronto con la città e valuteremo insieme. Quindi non sull'onda emotiva come a Napoli, ma in modo molto più freddo e composto, come d'altra parte lo stile dei vicentini. Esatto, siamo vicentini, siamo composti e razionali, quindi da questo punto di vista daremo soddisfazione a Paolo sicuramente. Ci sono altre domande da studio? Allora Carlo, a questo punto noi lanciata la palla, visto che stiamo parlando di calcio, relativa all'eventuale cambio di nome dello stadio, lasciamo libero per quanto ci riguarda il sindaco Francesco Rucco e vi lasciamo anche intrufolarvi magari fra la gente o farci vedere cosa sta succedendo, quindi andate, fate il meglio che potete per raccontarci questa straordinaria immagine che è quella di uno stadio nel quale c'è scritto ciao Paolo e c'è, lo vediamo adesso per i nostri telespettatori, la Camera Ardente, vediamo tantissime persone che stanno tributando l'ultimo saluto a Paolo Rossi, visto che domani la cerimonia in chiesa sarà dedicata esclusivamente a intimi, parenti e persone invitate dalla famiglia. Quindi per quanto ci riguarda andiamo avanti con questa incredibile testimonianza d'affetto da parte dei vicentini, degli sportivi.
Bene, allora ringrazio Francesco Rucco, grazie al sindaco, grazie soprattutto al tifoso, perché oggi Francesco è venuto qui sicuramente con il cuore bianco-rosso a salutare il mito, il campione umile Pablito. Allora, grazie e arrivederci al sindaco. Noi adesso, come giustamente sottolineavi tu, vogliamo farvi una panoramica della situazione. Allora, intanto chiedo a Daniele di riprendere qui la tribuna. Ci troviamo davanti alla tribuna centrale, qui ci sono le panchine dello staff, come vedete. Questa è l'area che è stata dedicata alla stampa, a noi giornalisti, vedete che ci sono anche altri colleghi. Poi c'è un corridoio, vedete che è stato transennato con questo nastro, c'è questo corridoio in cui i tifosi defluiscono, passano, facendo un ultimo saluto, tributando un ultimo saluto a Paolo Rossi. Guardate come passano silenziosamente, molto educatamente, in modo commosso. Adesso qui c'è un tifoso con la sciarpa Ultras Vicenza 1993, una data importante. Sì, una data importante. Diciamolo il perché. Perché allora, in questi ieri ho fatto altro che guardare la TV. Ho visto il film, ho visto 2 volte la partita col Brasile, perché Paolo era questo, Paolo era un gusto vederlo, era un gusto sempre vederlo. Certo, era un gusto vederlo, ma Paolo Rossi era anche un uomo che camminava per strada, magari lo si incontrava in Corso Palladio piuttosto che in Piazza dei Signori. Perché sapevi che era Paolo Rossi, se no era una persona normalissima. Cioè, non si è mai tirato indietro a fare 2 chiacchiere, veramente una persona normalissima, uno di noi, veramente uno di noi. Perché hai scelto proprio questa data, 1993? Perché avevo tante sciarpe a casa, ho detto prendo su questa perché nel 93 è nato mio figlio, che poi ho avuto anche la fortuna che ha giocato nel Vicenza, quindi io tifoso del Vicenza da curva sud, avere il figlio che giocava nel Vicenza, quindi ho preso questa proprio perché il discorso lì. Vedete come si intrecciano le storie personali, private, familiari con il campo da calcio, con le storie dei grandi campioni, con le storie di Paolo Rossi in questo caso. Paolo Rossi adesso è lì che riposa ed è tornato dove ha voluto tornare. Sul campo, esatto, questa è casa sua. Questa è casa sua, questa è veramente casa sua e sarà sempre casa sua e sarà sempre là, sotto quella curva là ad esultare. Ricorda? Veniva a vederlo quando giocava qui. Io avevo 21 anni, nell'82 avevo 21 anni, quindi aveva giocato prima, quindi avevo 20 anni, ero sempre in curva anch'io, giovane, e me lo ricordo, mi ricordo tutte le partite, mi ricordo tutti i gol che ha fatto, mi ricordo come fosse oggi, una cosa che ti resta dentro. C'è un aneddoto particolare che si ricorda? No, niente in particolare, niente. Quando si dice niente è perché in realtà si ricorda tutto, sì. Perché non c'è qualcosa da scegliere, il più importante, no? No, anzi, forse una cosa, mi ricordo nel 79 o nell'80, se non mi ricordo l'anno esatto, io stavo lavorando, ero al lavoro ed è arrivato Paolo Rossi con Nicola Zanone, a quei tempi giocava nel Vicenza anche Nicola Zanone, ed è venuto dove lavoravo io a parlare con gli operai, era il mio idolo, perché io la domenica ero stato in curva e il lunedì mattina mi sono trovato Paolo Rossi sul posto di lavoro. È stata un'emozione unica. Storia di grandi campioni, di campioni di umiltà. Grazie a questo tifoso che è passato qui, che si è fermato con noi. Grazie. Arrivederci. Ecco, vedete, adesso qui la security ci chiede di rientrare giustamente nel nostro recinto perché c'è uno spazio che è dedicato.
la legge certo, anti-Covid. certo. Se bloccano le persone. Allora, come vedete, la security giustamente fa il suo lavoro, ci sono anche altre truppe lì che stanno facendo le interviste e giustamente la security però vuole fare anche lei il suo lavoro. E allora andiamo avanti qua e vediamo questi tifosi che passano, che tributano una preghiera, un silenzio nel silenzio, un pensiero nascosto nel cuore, un ricordo di tanti momenti vissuti insieme. E ecco, insieme perché quando Paolo Rossi scendeva in questo campo, la squadra insieme a lui si univa ai tifosi in questa battaglia sportiva che è il calcio, battaglia di fair play, battaglia comunque sempre positiva, spinta dai valori dello sport, ma comunque battaglia, perché bisognava riuscire a prevalere sull'avversario e Paolo Rossi era sicuramente un uomo, un giocatore capace di fare la differenza, un giocatore che però non ha fatto solo la differenza sul campo. Guardate questa signora commossa che passa, che ha lasciato un fiore, guardate anche lì altri fiori che vengono deposti, una preghiera. Dicevo, Paolo Rossi non era soltanto un campione di calcio, ma era un vero e proprio cittadino di Vicenza, prima ancora che gli fosse data la cittadinanza onoraria proprio a febbraio di quest'anno. Paolo Rossi è sempre stato vicentino, è sempre stato un vicentino tra i vicentini e nonostante le grandi avventure sportive lo abbiano portato in giro per il mondo con la nazionale, lo abbiano portato a vincere i più grandi trofei, lo abbiano portato a giocare con le maglie più prestigiose, dalla Juventus, poi anche un po' più anziano come calciatore passò al Milan, era il Milan ancora di Farina che fece questo colpaccio. C'era Paolo Rossi in quel Milan con Pietro Paolo Virdis e con Hatley, i tifosi forse se lo ricorderanno, l'inglese Hatley. Era un trio fortissimo in cui Paolo Rossi finì in pratica la sua carriera di giocatore. Però ecco, dalla Juve al Milan, prima ancora al Como, prima ancora al Perugia, prima Carlo, Vicenza. Ti faccio una domanda, ecco, Carlo. Paolo Rossi alla fine è sempre tornato qui però, nella città del Palladio. Allora Carlo, ti faccio una domanda, visto che mastichi anche tu parecchio di calcio. Ci sono tanti nostri telespettatori che ci chiedono adesso attraverso i messaggi WhatsApp se sia il caso di chiedere alla società di ritirare la maglia numero 9. Allora, la maglia numero 9, adesso i numeri sono un po' aleatori perché ognuno sceglie il numero che vuole quando si scende in campo, ma una volta il 9 era l'attaccante, era la punta, di diamante era davanti. Da tifoso, da calciatore, da amante del calcio, cosa ne pensi di questa proposta? Ma secondo me è una proposta assolutamente azzeccata, sia nel momento che per quanto riguarda l'opportunità. D'altra parte ci sono altre squadre, altre grandi squadre che hanno ritirato le maglie dei loro campioni. Abbiamo citato prima il 10 di Maradona, il 3 di Maldini, il 6 di Baresi. Ce n'è tante di maglie che sono state ritirate. Io credo che assolutamente anche Paolo Rossi meriti questo tributo perché per la sua storia calcistica, certo è stato un pallone d'oro, ma è stato un campione del mondo, ma anche proprio perché alla fine quella maglia se l'è sempre portata tatuata addosso, quella maglia del Vicenza se l'è sempre portata tatuata addosso perché per i tifosi l'attaccante alla fine era sempre lui, Pablito. Carlo, allora noi continuiamo a vedere le immagini delle persone che passano davanti al feretro, alla bara con i fiori, qualcuno lascia una carezza, sicuramente tanti lasciano un messaggio dal loro cuore. Vediamo che questa fila non si è mai fermata. Sentiamo. Guardate. Questo qui è un amichevole nel 1978
Io ho giocato nel Vicenza nel 1970-71. Lei ha giocato nel Vicenza? Però non ero in prima squadra, ero seconda squadra e ho giocato con Ezio Vendrame, che era un fenomeno. Però Paolo Rossi, che ho incontrato qui in questa amichevole, Eccolo qua. mi è stato sempre nel cuore e lo rimarrà per sempre. Ecco, Paolo Rossi, c'è qualche aneddoto, se lo ricorda? Paolo Rossi, io ho visto una delle più belle partite di tutti i tempi, Vicenza-Torino, 2-2, che il Torino era un grande Torino con Pulici e Graziani, però il Vicenza aveva Paolo Rossi. Il Torino ha fatto una partita di una intensità, di una spettacolarità incredibile, però il Vicenza aveva Paolo Rossi. La partita è finita 2-2 e è una delle migliori partite al mondo che ho visto, perché poi ho visto giocare anche Baggio io. Ho visto giocare Baggio Juventus Borussia Dortmund, è stata una partita che quelle di adesso fanno da ridere i sassi. Da ridere i sassi. Ricordavamo proprio poco fa che Vicenza ha avuto 2 palloni d'oro, Roberto Baggio e Pablito ovviamente. Ecco, una società che ha avuto giocatori davvero prestigiosi. Lei se li ricorderà sicuramente tutti e 2. Oggi l'abbiamo buttata lì, gliela proponiamo anche a lei. È giusto ritirare la maglia di Paolo Rossi? Sono pienamente d'accordo. E Paolo Rossi, che è stato il giocatore più famoso al mondo italiano, e dopo Baggio, ma Baggio più forte di Rossi. Baggio, la classe di Baggio ce l'aveva solo Maradona, Pelé, Platini, resto tutti sotto. E Cruyff, scusatemi, Cruyff è stato un giocatore al di sopra. I giocatori purtroppo di adesso sono forti fisicamente, atleticamente, ma sono, come dire, ingabbiati dai moduli degli allenatori. Il gioco del calcio non è fatto per giocare 3-4-2, 1-2-3, 5-4, 3-1, 0. Bisogna avere classe per giocare a calcio. E la classe che aveva Rossi, come persona anche, e che aveva Baggio e che aveva Maradona, non ce ne sono. In questo momento sono molto emozionato perché il calcio è arte. Mi fa da ridere a me, non parlo degli attuali. Gli allenatori e le federazioni hanno rovinato il gioco del calcio perché al settore giovanile non viene insegnato il gioco del calcio, viene insegnato gli schemi, il modulo e via dicendo. Quindi si ingabbia la classe dei giocatori? Si ingabbia tutta la classe dei giocatori. Non sbocciano più? No. Finito, allora Baggio, ripeto, io quando l'ho visto dal vivo a San Siro e l'ho visto altre volte, quando toccava il pallone a me faceva godere. Quando correva, fintava, scartava, il gioco del calcio è fatto di classe, principalmente di classe. Paolo Rossi ne aveva tanta in modo diverso da Baggio perché era una punta, ma era una punta che aveva intuito, che capiva prima le mosse degli avversari, capiva prima dove sarebbe andata a finire la palla e prima degli avversari arrivava su quella palla e la insaccava in porta. Era un fenomeno perché, ripeto, io ho visto poi anche il Vicenza che ha perso la finale col Chelsea qui a Vicenza. Però, ad esempio, Guidolin, che era un giocatore più o meno del mio livello, che giocava tecnicamente bene, però le squadre le faceva giocare in maniera solo che atletica. Che vuoi la classe,
per illuminare una partita di calcio. E per illuminare anche il cuore dei tifosi e scaldarlo, come ha fatto Paolo Rossi. Grazie. Sono pienamente d'accordo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ecco, C'è ringraziamo Stefano questo, Eder che mi conosce. ecco, ringraziamo questo tifoso che è stato, avete sentito, anche un giocatore del Real Vicenza e che conosceva bene Paolo Rossi. Noi, come vedete, siamo confinati in quest'area e la security è molto solerte, bisogna fare veramente un plauso alla security, perché appena mettiamo un piede fuori dalla linea arrivano subito e ci fanno notare che stiamo trasgredendo, per cui siccome siamo in un momento in cui la città si unisce nel ricordo del compianto Paolo Rossi, non vogliamo certo essere noi a trasgredire, rimaniamo qui nel recinto che ci è stato destinato, ma ovviamente da qui, da questo punto di osservazione, scusatemi le spalle, da questo punto di osservazione vogliamo raccontarvi il dolore, ma anche la passione di questi tifosi che anche adesso, Daniele, si stanno facendo il segno della croce, si tolgono il cappello e salutano questo grande campione. Eccoli, guardate. Entrano e salutano con una preghiera Carlo, Paolo Rossi, che secondo te, lui ha una voluto domanda, essere qui Carlo. oggi, lo ricordo. Secondo te quanta gente c'è fuori dallo stadio che vuole entrare, Carlo? Ma guarda, abbiamo attraversato una lunga fila che in pratica aspettava di entrare. Qui adesso ne sta entrando solo una piccola parte dei tifosi che si sono fermati davanti allo stadio. Non voglio dire assembrati, perché sennò sarebbe una frase brutta, di cattivo gusto in tempo di Covid, perché di assembramenti non ce n'è stati. C'è stata grande attenzione, c'è la polizia locale che sta controllando che vengano mantenute le distanze. Come vedete entrano distanziati con la mascherina e rispettando tutte le regole, però i tifosi non assembrati, ma tanti sì, se questa è la tua domanda, sì, ce n'è tanti fuori. Adesso non li ho contati, ma sono tanti, ne stanno passando veramente solo una parte, ne abbiamo vista solo una piccola parte. Carlo, Vi lascio adesso alle immagini. Sì, lasciamo Vi parlare lascio le al immagini. silenzio per qualche secondo e lasciamo parlare le immagini. Adesso questa è Contento e veramente certe persone con la qualità di Paolo Rossi, come Diego Armando Maradona, non dovrebbero morire, dovrebbero vivere una vecchiaia. La moglie di Paolo Rossi ha detto che era una persona Ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo in collegamento in edizione straordinaria dalla Camera Ardente di Paolo Rossi, che sta accogliendo un numero davvero enorme di tifosi, amici, persone amanti del calcio, vicentini, veneti in generale, che stanno tributando il loro ultimo saluto al campione che è passato per Vicenza, lo ricordiamo, dove ha lasciato un grande segno, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano. Vediamo persone di tutte le età, questo vuol dire che non sono solo amanti dello sport, amanti del bianco-rosso, ma sono cittadini, persone comuni che vengono a salutare un amico che se n'è andato, una cosa che raramente si vede in uno stadio, una cosa come questa, una città, e non solo, perché sappiamo che è venuta gente da molto lontano anche per salutare Paolo Rossi. Allora,
Carlo, noi abbiamo in questo momento altri 2 minuti o poco più di diretta, poi abbiamo un break obbligatorio al quale dobbiamo cedere il passo assolutamente, ma a questo punto annuncerei già ai nostri telespettatori che finita questa parte della diretta magari torniamo per qualche altro minuto. Adesso cercheremo di organizzare l'edizione straordinaria, perché si sta rivelando una cosa molto più importante addirittura di quello che ci aspettavamo. Vediamo che non si ferma assolutamente l'afflusso delle persone. Noi da qui possiamo vedere, vediamo lo stadio all'interno, ecco, vediamo anche dei colleghi della carta stampata molto, molto noti. Allora Carlo, a questo punto ti chiedo di accompagnarci per un paio di minuti per dirci le tue impressioni, quello che senti tu, perché immaginiamo che si respiri un'area molto forte da quelle parti, raccomandandoti, come hai detto prima, di non finire in fuorigioco, perché altrimenti ti arriva il cartellino giallo della security immediatamente, ci si perdoni, se no l'arbitro fischia, ci si perdoni il gioco di parole in una situazione comunque così forte dal punto di vista emotivo, ma lo stadio è sempre lo stadio. Allora, guarda, Ferdinando, sorprendentemente, forse ti sorprenderò, ma non c'è un clima di tristezza, c'è un clima di sommessa gioia, la gioia di aver conosciuto Paolo Rossi. Non c'è la tristezza soltanto per la sua morte, ma c'è anche la gioia per la vita che ha vissuto. E quindi c'è un grande amore, questa è l'atmosfera che si respira, la gioia e l'amore dei tifosi che hanno avuto il privilegio di conoscere un campione di questo calibro, un uomo come lui. Io me lo ricordo e utilizzo proprio l'ultimo minuto prima di dare spazio al break pubblicitario. Io ricordo quando è venuto a Vicenza a febbraio di quest'anno per la cittadinanza onoraria. Ebbene, c'era la mostra per i 100 anni di Romeo Menti e per il 70° anniversario della strage di Superga, e nell'occasione era stata organizzata una mostra con reperti di quell'epoca, palloni, fotografie, coppe del Grande Torino. Era stata organizzata dal figlio di Alfonso Santagiuliana, giocatore del Grande Torino, ma anche del Vicenza degli anni 40. E noi di Rete Veneta eravamo media partner. Ebbene, a quella mostra è arrivato Paolo Rossi, è arrivato per visitarla, camminando semplicemente per strada a braccetto con sua moglie, come un cittadino qualunque. Non è arrivato con sirene, limousine, come fanno i giocatori del giorno d'oggi. È arrivato a piedi, semplicemente, con il sorriso che aveva sempre, un sorriso garbato di un uomo onesto, per bene. Carlo. È arrivato e ha visto il pallone degli anni 40. Ebbene, l'ha preso e ha fatto il suo ultimo palleggio davanti alle telecamere. Il suo ultimo palleggio davanti alle telecamere, le telecamere erano quelle di Rete Veneta. Un'immagine che noi faremo vedere adesso. Noi dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, ma state con noi perché davvero torniamo a vedere quello che sta succedendo a Vicenza fra poco. Grazie Carlo. Fra qualche istante andremo in pubblicità, poi torneremo con la diretta, ci stiamo organizzando perché è veramente una cosa che va vista e va raccontata, non è solo una città, è tutto un mondo che dà un saluto a un campione, a una persona, a un uomo straordinario. Facciamo un break pubblicitario, state con noi, torniamo fra pochissimo. Bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria per farvi vedere quello che sta succedendo a Vicenza, ovvero l'ultimo saluto, l'ultimo tributo degli sportivi, dei vicentini, delle persone, perché qui si travalica quello che è il mondo dello sport e si raggiunge un livello umano molto più profondo, a Paolo Rossi, un campione, un uomo che se n'è andato e ha lasciato un vuoto nella città che era diventata la sua città, perché ricordiamo che Paolo Rossi non è nato a Vicenza,
Vicenza e neppure in Veneto, ma si è creata un'alchimia talmente forte con questa città che lui stesso ha chiesto, prima di morire, di poter ricevere l'ultimo saluto proprio nella città del Palladio. Noi torniamo subito allo Stadio Menti, dove c'è il nostro Carlo Alberto Inghileri collegato. Dovevamo fare solo 45 minuti di questa diretta, ma andiamo avanti un altro po', andiamo avanti almeno un quarto d'ora, perché è una cosa talmente grande che va vista, va raccontata. Allora, Ferdi, io sto accarezzando, sto toccando l'erba, in questo punto dove ci troviamo noi è sintetica, lì invece c'è l'erba vera del campo da gioco, infatti vedete che cambia anche la colorazione. Questo è il campo dove grandi giocatori, calpestato da grandi calciatori, e dove grandi calciatori sono poi partiti per andare in grandissime squadre e vincere grandissimi trofei. Mi trovo in compagnia di Roberto Magnani, che vedete è un collega che è andato in pensione, che faceva il reporter e che ci ha mostrato alcune fotografie, alcuni documenti di Paolo Rossi veramente interessanti, perché sono originali. Guardate. Facciamoli vedere. Beh, questa qui è una foto che abbiamo fatto dietro a quella tribuna, che c'è il campo di allenamento, come li vede, no? Di là, che aveva la gamba ingessata Paolo, e questa è GB Fabri, una foto storica molto bella che io tengo nel cuore perché è stupenda questa foto qui. Poi ho tante foto sue qua, per esempio questa è stata fatta, guardi, precisamente in quel punto lì, con Gianni Rivera, vede che c'è la tribuna di Vicenza qua con Gianni Rivera, che nevicava quel andiamo giorno. Nel punto dove è stata fatta questa foto, andiamoci. Qua, proprio andiamoci, seguiamo questo. Io ero in tribuna qui sopra. Questo tifoso del Vicenza, ma che è anche amico di Paolo, tra l'altro. Guardate questa foto un attimo. Sì, l'ha fatta proprio lì dove c'è la tenda, no? Che sono usciti, come vede, si vede la tribuna, vede di Vicenza, no? Con Gianni Rivera, no? Che poi sono dei grandi amici. Questa foto qui l'ho fatta per esempio con lui a Montebelluna nel 77, come lei vede il calendario, c'è il Milan qui, che facciamo con le tiracche da sci, per da sciare io e lui, no? Ho tante cose sue, tanti ricordi bellissimi. Questa me l'ha fatta qui in questo campo, sempre al centro, con Giuseppe Farina, Faloppa, Fabbri, la Chevron, che faceva il premio cannoniere, no? Come vede, no? Con la dedica al mio caro amico Roberto, con simpatia a Paolo Rossi, no? Era proprio un amico di Paolo. Però mi ha mandato questa cartolina da Damasco, lui, no? Da Damasco nel 1900 eccola qua, 25 del 67, come vede c'è il mio 25 giugno del 77, aspetti perché facciamo vedere anche alla telecamera, altrimenti diventa difficile. No, si giri che facciamo vedere alla telecamera. Mi manda questa cartolina e dice no, Damasco, la data, che mondo, mai più come in Italia, cari saluti Paolo. Eccolo qui. Questa è la cartolina che mi ha mandato. Questa è la cartolina di Paolo che mi ha mandato nel 77. Io abito a Verona, tuttora adesso sono il primo tifoso del Vicenza che abita a Verona e amico suo, perché sono grande amico. Un caso più unico che raro, un veronese che tifa per il Vicenza Calcio. Questa è la prima foto di Paolo Rossi che ha indossato con la maglia in ritiro ad Asiago, è arrivato da Juventus, eccolo qua com'era. Prima d'allenamento in campo a Asiago e abitava con Vinicio Verza. Sono arrivati da Juventus tutti e due loro insieme. E praticamente io ho tante foto su, tanti ricordi su. Questo per esempio, questo lo porto in trionfo, per esempio, sempre con quel sorriso stupendo che c'ha Paolo, era caratteristico. C'avevo io un mio amico che fa il sarto, che è di moda, no? E diciamo che ho tante cose di Paolo, perché questo è per esempio quando il Verona è andato il Vicenza in Serie A Como. Come vede GB Fabri, io sono qui che porto a spalle GB Fabri. La telecamera, un attimo. GB Fabri, e sono lì che porto, sono foto mie storiche, miei ricordi, che però ho fatto per regalarli a suo figlio e agli altri. E perciò questa è un'altra foto di io e Paolo che lo portavo in giro per le mostre. Io sono questo qui Paolo, questo è un sarto che fa moda, no? E tutti i ricordi di Paolo, diciamo che io ho tanti, ne ho tanti a casa anche. Una vita intera. Sì, ne ho tanti. E poi ho le due foto sue storiche foto. Questa è la foto storica che è andata il giro del mondo, per questa foto tutto il mondo l'ha vista. Questa è una foto veramente storica. Sì, questa l'ha fatta. Si vede proprio quella tribuna piena di gente, guardi gente che c'era allora,
in questo stadio qui, una cosa incredibile. E questa è la classica formazione, diciamo, la prendo io, la classica formazione del Vicenza, dove c'è lui, dove c'è Prestanti, Carrera, Cerilli. È una foto storica questa. Questa qui comunque è quella più importante di tutte, secondo me. Questa è la più importante di tutte, certo. Sì, perché quando lui per tanti anni quella foto girava in tutti i giornali, in tutti i rotocalchi, dappertutto, perché lui era un'immagine stupenda. Se riguarda questa foto la vede che è una cosa meravigliosa. Comunque Paolo è una persona che al di là del calcio, io l'ho conosciuto come uomo, perché conoscere come uomo una cosa e come sportivo tutti lo conoscono. E praticamente ho avuto tante storie con un aneddoto che volevo raccontare, ci tengo molto a dirlo. Ecco, qualche aneddoto. Sì, il più bello di tutti è stato che siamo andati sul Monte Grappa a un club con Cerilli, cioè con Galli, che ha organizzato questa serata. Dopo cena io avevo la macchina partita qui, monto in macchina con Paolo, aveva preso una BMW che era di color rosso, la pitturata di nero, e monto con lui. E andiamo sul Monte Grappa. Tornando giù dalla discesa, a fine discesa, abbiamo bocciato Cerilli perché ha frenato in una curva e gli abbiamo sfondato il culo della macchina. Sì, allora io e Paolo scendiamo, lui rideva come un pazzo, Paolo non faceva niente della macchina, Cerilli per la sua macchina vuole toccarla, c'ha Franco, perché lui per la sua macchina era pazzesco, una BMW metallizzata. Ci mettiamo a ridere, io e Paolo, e fa, te ti paghiamo la macchina, gli fa Paolo, non preoccuparti. E dice, hai soldi tu, mi dice me Robby. No, io non ce n'ho Paolo soldi, lo sai che non ho soldi. Allora anch'io non ce n'ho, ti paghiamo un cazzo, vai via Ciro. Cioè, per dire, no? Invece poi hai pagato l'assicurazione. Questo è un aneddoto per dire che, ma ne avrei tanti perché con Paolo... Ecco, un altro aneddoto. Ma no, io praticamente quando ho conosciuto Paolo, e questo è importante, ero qui a Vicenza e stavo chiamando mia moglie a Verona con i gettoni in mano, le cabine telefoniche, e ci sono due persone che parlano in cabina che rompono le scatole da 40 minuti. Io mi sono arrabbiato, batto il vetro e uno dice che cosa vuoi, che cazzo vuoi? E dico ma tu chi sei scusa? E ho conosciuto Cerilli, per il biondo che giocava nell'Inter. Dico ma tu sei Cerilli? Sì. Con chi state parlando? Con Bobo, buon insegna a Torino per i biglietti della Coppa dei Campioni. Dico passami Bobo. E lì, come passami Bobo? Ah, c'è uno qua dice che ti vuole salutare. E fa chi è? Roberto, passamelo. E gli ho detto Robo, mi raccomando, questo mio amico tenetelo in considerazione. Mi ha portato che era su a Benicio, in via Cairoli, abitava con Paolo Rossi. Entro in questa casa e vedo una brandina, la foto di Chiga, e uno che mangia una mela con le gambe storte, magari, questo qua chi è? Viene con me dalla prima della Juventus, è fortissimo, si chiama Paolo. Era Paolo Rossi. Devo chiudere purtroppo. Paolo Rossi, un aneddoto bellissimo. È un aneddoto bellissimo. Poi, Carlo, una cosa, quando si è sposato, abbiamo buttato io e un mio amico Vladimiro di Verona 5.000 garofani nel cielo di Vicenza con un aereo, con i confetti. Ho tutti i giornali a casa, dove dicono Agnelli, no, invece il regalo. Dobbiamo staccare, Carlo, siamo in chiusura per pagare questa cosa di qui, questa diretta, lasciamo che i nostri colleghi raccolgano ancora informazioni, noi torniamo in studio. Finito, basta. Purtroppo Paolo è lì. Purtroppo dobbiamo lasciare a Carlo Inghilleri la raccolta di queste straordinarie interviste. Noi dobbiamo fare una pausa pubblicitaria, è un peccato dover finire qui, ma lo spazio purtroppo è tiranno. Torneremo con tutte le informazioni, con tutti gli approfondimenti su questo straordinario momento di vita a Vicenza questa sera nei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi.